Va ora in onda Giovani Padani. E questa sera in conduzione Andrea Zanelli. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao a tutti. Sto conducendo da Bergamo, oggi purtroppo non sono riuscito ad essere lì negli studi di Radio Padana con il mitico Roberto Colombo, il regista per eccezione. Oggi con MSP Lombardia, io ricordo essere il coordinatore nazionale, parleremo di molte cose, tra le quali le nostre attività, quello che faremo nelle prossime settimane, poi una visione politica, una sorta di stuzzicata a Renzi, per poi continuare con l'argomento principale della nostra mezz'oretta insieme, che sarà enti locali e scuola. Oggi di enti locali si parlerà come Parco del Serio, il parco regionale, con il presidente appunto Dimitri Donati. Allora, parliamo di eventi. Come evento abbiamo pensato con il referente dell'MSP Varese, un ragazzo molto giovane a cui bisogna dare lode per quello che ha fatto, che ha organizzato un grande evento che parlerà di scuola, parlerà di giovani, parlerà di futuro dopo la scuola, futuro molto incerto, e i partecipanti, gli invitati saranno anche abbastanza importanti. Abbiamo per esempio Stefano Candiani, Gianmarco Centinaio, Dario Galli e la consigliera regionale Francesca Brianza. Il tutto, lo sponsorizzo si svolgerà alle 21 circa in via Como 21 vicino al McDonald's il 22 marzo, quindi aspettiamo tutti, anche perché è un evento molto importante e cerchiamo di invitare tutti, anche chi non è proprio così leghista, anche perché la battaglia che andremo a proporre ai nostri partecipanti, ai nostri invitati, è una battaglia che riguarda tutti noi giovani, anche dopo la scuola. Per quanto riguarda invece la politica odierna, e se volete dire qualcosa vi invito a scrivermi sul mio profilo Facebook, dato che non sono lì in studio, Andrea Zanelli, quindi potete scrivermi, perché oggi, non so se avete notato su tutti i giornali, uscivano notizie del genere. Renzi, scuola al centro, ma un decreto dell'era Tremonti dimezza le risorse, da Il Fatto Quotidiano. ANSA, governo Renzi visita Siracusa, la scuola per intenderci, sforzo vero per il lavoro. Governo Renzi, Job Act, scuola e piano casa da mercoledì, eccetera eccetera. Della Repubblica, alla Stampa, dal Corriere della Sera. Sembra quasi che Renzi venga osannato per la sua bravura nei tenere i rapporti con la scuola. Pensate che oggi addirittura nell'asilo in cui era hanno addirittura inventato una canzoncina per lui. Neanche nei migliori regimi dittatoriali si imponeva a piccoli bambini, ormai non più liberi di crescere dopo tutti i fatti che stanno accadendo, di fare una canzoncina per il dittatore, per il premier che sia, e quindi molto molto triste questa situazione, per non parlare del PD che vuole le fiabe gay negli asili pubblici. Stiamo parlando di un metodo per togliere tutta l'iniziativa, tutte le nostre radici, per governarci meglio. Ovviamente il piano è molto più ampio e riguarda anche l'Europa, però non è oggi il momento di parlare di questa cosa, anche se è molto importante. Comunque, anche sulla questione dei 2 miliardi di euro che vorrà stanziare, perché poi tra dire il mare non c'è neanche di mezzo cioè nel senso, tra il dire e il fare, volevo dire, non c'è neanche di mezzo il mare, c'è in mezzo un oceano correnti, come siamo stati abituati nell'ultimo periodo. Comunque 2 miliardi, perché si stanziano 2 miliardi per la scuola? Non prendiamoci in giro, la scuola è la più grande lobby di sinistra, dopo altre lobby di cui tutti sappiamo. La lobby più grande di sinistra perché professori sono comunisti, i giovani appartengono ad associazioni comuniste,
vi ricordo la consulta di Bergamo è la consulta studentesca, per intenderci, è piena di ragazzi di questa associazione di sinistra che va in giro con le bandiere rosse e cerca di rovinare anche gli altri ragazzi nelle scuole, perché di rovinare si tratta. Quindi diciamo che è più una campagna elettorale, a lui della scuola interessa ben poco. Chiuso questo capitolo, parliamo però di una cosa molto importante, che è l'ente territoriale Parco del Serio, il Parco regionale del Serio con Dimitri Donati, perché qui si tratta anche di fare, cioè un verbo poco utilizzato in questo periodo, che però a quanto pare invece nel Parco regionale del Serio è invece una sorta di verbo preponderante. Si fa molto anche per i ragazzi. Pronto Dimitri, sei in linea? Ci sono, ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao Dimitri, ascolta, innanzitutto vediamo un po' di spiegare cos'è questo Parco del Serio, perché non tutti sanno bene, o comunque non tutti sanno localizzarlo precisamente. Dov'è che si trova? Molto volentieri, intanto ti ringrazio per la bella introduzione. Il Parco regionale del Serio è un ente di diritto pubblico che si estende da Seriate fino a Montodine, per cui partiamo dalla provincia di Bergamo e ci estendiamo fino alla provincia di Cremona, ed è composto da 26 comuni e dalle 2 province. Certo. E niente, com'è strutturato il vostro consiglio? Allora, è molto semplice. Grazie alla legge regionale che la Regione Lombardia ha recentemente modificato, il parco è composto da un consiglio di gestione composto da 4 membri, mentre prima erano 10, quindi anche qua abbiamo avuto una riduzione delle poltrone significativa, e da un presidente che è, come consiglio di gestione, eletto dall'assemblea dei sindaci dei 26 comuni che compongono il nostro parco. Tra cui i più importanti sono sicuramente la città di Seriate, la città di Romano di Lombardia, e la città più grande è la città di Crema. Tuttavia, stiamo parlando di altri comuni. Esatto, Bergamo e Crema. Niente, sappiamo che il Parco del Serio organizza anche altre attività, ma di questo vorrei parlarne dopo, perché il punto fondamentale è che anche su tutti i giornali oggi, soprattutto sull'Eco di Bergamo, appariva una curiosità sul Parco del Serio in relazione anche alla Brebemi, molto importante, molto discussa in questo periodo. Per esempio, sull'Eco di Bergamo titolavano: da Romano a Fara in bici e a piedi, Brebemi ricuce le 2 ciclovie. Al Parco del Serio i fondi per collegare i tracciati nella zona di Cascina Naviglio, e con un tunnel si potrà passare sotto la linea ferroviaria tra Morengo e Bariano. Cioè, mi sembra anche un'iniziativa abbastanza importante. Cosa dici? Sì, veramente, è molto importante. Io non entro nel merito della Brebemi, in quanto è chiaramente un'opera da un punto di vista ambientale impattante per la bassa bergamasca. Va detto però che, per esempio, il Parco del Serio è riuscito ad ottenere 1.400.000 euro da Brebemi come opere di compensazione, opere che vanno tutte nell'ottica che tu hai appena detto in riferimento all'articolo pubblicato oggi. Queste opere permettono delle cuciture ciclabili, delle nuove ciclabili, che purtroppo, data la situazione degli enti locali, data l'assurdità del patto di stabilità o stupidità, come è meglio definirlo, nessun ente, nessun comune, nessun parco, nessuna provincia sarebbe in grado di realizzare in questo periodo. Grazie a questi soldi che Brebemi verserà al parco come opere di compensazione ambientale, noi possiamo lanciarci in questi progetti che sicuramente sono importanti per la popolazione e per la riqualificazione di un ambiente come quello del Parco del Serio. Certo. E altre attività che avete fatto, che non c'entrano prettamente la scuola, ma di cui andate fieri, quali possono essere? Guarda, una delle attività che mi ha dato maggior soddisfazione è quella di aver creato un marchio relativo ai prodotti agroalimentari che vengono coltivati all'interno del Parco del Serio. È un marchio di qualità. L'agricoltore che rispetta un disciplinare,
che si impegna a rispettare delle norme e anche delle piccole riqualificazioni ambientali, ottiene il nostro marchio. Questo fa sì che il suo prodotto acquisisce una qualità superiore rispetto al prodotto medio e veicola il logo del Parco del Serio, quindi il Parco del Serio va conosciuto anche fuori dalla regione Lombardia, in altre regioni e quant'altro, e il significato è un significato di un'agricoltura positiva e sostenibile, cosa che per un ente parco è assolutamente fondamentale. Certo, intanto mi scrive sul profilo Facebook Marina dalla Bergamasca, scrive, e ti ringrazia molto del tuo lavoro, non sapeva di questa organizzazione che ci fosse dietro a un parco così importante, e ringrazia del lavoro e racconta qui in una serie di 20 righe che come passa i suoi weekend nel parco e di come sia, qui dice, pulito e armonioso per passare una buona giornata. Questo penso che ti dia anche abbastanza soddisfazione. È una grossissima soddisfazione. Io ringrazio Marina, che non conosco, ma questo mi farà veramente grosso piacere, ma ringrazio anche te e Radio Padania che mi dà la possibilità di spiegare cos'è il Parco del Serio, perché in questi 2 anni di presidenza la cosa in cui ho avuto maggiore difficoltà è quello di far conoscere il parco, perché molto spesso la gente, ma anche la popolazione proprio che ha il parco all'interno del proprio comune, non conosceva il parco, lo vedeva come un ente di regole, di restrizioni, di vincoli, e invece stiamo riuscendo, almeno stiamo tentando, di cercare con questi progetti che abbiamo detto, di dare un'immagine diversa del nostro parco. Marina dice che passa delle belle domeniche, delle belle giornate. Proprio per facilitare queste tipologie di sfruttamento del parco, noi infatti elaboriamo anche un calendario di eventi che vanno soprattutto nella stagione primaverile e estiva, per poter permettere così delle giornate diverse a pochi chilometri, a pochi passi dalle nostre città, ma a contatto con la natura e con l'ambiente. Certo, poi sappiamo che la gente, soprattutto in questo periodo, cerca di arrivare a posti vicini che siano anche tranquilli, quindi se anche sorretti da una sorta di armoniosità del territorio, ovviamente sono molto più graditi. Ma arriviamo al punto principale. Io direi anche dalla regia di lanciare una canzone, una pausa musicale adesso, per spezzare un attimo e poi arrivare al dunque della questione, ossia cosa c'entrano gli enti locali con la scuola e cosa c'entra il Parco del Serio e quali sono le attività che il Parco del Serio ha proposto, non solo durante il periodo scolastico, ma anche in estate. Regia?
Eccoci ritornati in onda con Dimitri Donati, presidente del Parco del Serio. Sei ancora in linea? Ci sono. Ecco, arriviamo al punto cruciale. Che attività avete pensato, comunque che attività avete già messo in atto per le scuole della Bergamasca immagino, ma anche di Crema, non so, anche di tutta Italia? Dimmi tu. Certo, ti ringrazio perché il legame che il Parco del Serio ha con il mondo delle scuole, con il mondo scolastico, è un legame molto forte e che dura da parecchi anni grazie ai progetti di educazione ambientale. In particolar modo il progetto di quest'anno è legato al tema di Expo e si intitola Alimentazione, Biodiversità e Cultura verso Expo 2015. Cos'è questo progetto? Non è nient'altro che una serie di molteplici iniziative, tutte a carattere gratuito, organizzate dal Parco del Serio con degli esperti e dedicato a tutte le scuole dei 26 comuni che ricadono all'interno del suo territorio, quindi di tutte le scuole sia pubbliche che private, perché non facciamo distinzione, che da Seriate a Montodine fanno parte del Parco del Serio. Sono progetti che vanno sia dalle scuole primarie che alle scuole secondarie. Sono di diversa tipologia, ci sono quelli che riguardano la storia del parco, quindi la conoscenza della cultura locale, della cultura contadina, che comunque è caratterizzato sia la zona bergamasca che la zona cremasca. Quelli invece più naturalistici, legati all'ambiente, all'acqua, alla tutela della biodiversità, alla tipologia e alla differenziazione dei paesaggi che comunque all'interno del parco si estendono, e l'ultimo aspetto, quello un po' più, come dicevo prima, riferito al marchio, legato all'aspetto dell'agricoltura, del mondo agricolo, del mondo delle cascine, del mondo dei contadini. Sono più di 200 le classi che aderiscono nell'intero anno scolastico a queste nostre iniziative, e noi siamo orgogliosi e contenti di fare queste iniziative per i nostri ragazzi e per i nostri bambini, perché anche i bambini dalla prima elementare hanno la possibilità di aderirvi. Certo, quindi proposte molto interessanti che stanno comunque cercando di avvicinare anche il mondo della scuola a quello che sembra l'ormai perduto mondo agricolo, anche se molti bambini fin da piccoli trovano una sorta di interesse per il mondo agricolo. Basti pensare ai piccolini che cercano sempre di giocare con i trattori, i mezzi agricoli, eccetera. Quindi sarebbero anche da valorizzare nuove imprese, nuovi piccoli imprenditori agricoli, anche se sappiamo benissimo, e Regione Lombardia lo sa più delle altre, che i vincoli posti dall'Europa sulla questione agricoltura sono molto riduttivi anche per quello che è l'animo dei piccoli. Ascolta Dimitri, per quanto riguarda, non so, le attività estive, avete in mente qualcosa? Avete già fatto qualcosa per i ragazzi? Questi progetti che ho detto prima di educazione ambientale sono progetti che vanno nel corso dell'anno scolastico, quindi da settembre a giugno. D'estate però non siamo fermi e quindi abbiamo la proposta di quelli che sono chiamati campi natura. Cosa sono i campi natura? Sono delle vere e proprie settimane dedicate ai bambini dai 6 ai 12 anni, sono quasi dei CRE estivi che si caratterizzano però di essere dei campi natura che si svolgono esclusivamente in riva al fiume e all'interno dell'ambiente naturale del Parco del Serio, con anche la possibilità di un pernottamento finale, e questo è molto bello perché gli animatori insieme ai bambini, a volte anche i genitori, si fermano, dormono proprio in riva al fiume, si svegliano la mattina, fanno colazione ancora allo stato naturale, allo stato selvaggio, e tu non ti immagini lo stupore e la felicità che hanno questi bambini quando terminano queste esperienze. Li organizziamo in 4 punti diversi, 2 nella zona bergamasca, 2 nella zona cremasca. Quelli a Bergamo sono a Seriate e a Romano di Lombardia, quelli nella zona cremasca invece sono a Ricengo e a Casale Cremasco,
Rispetto al progetto di educazione ambientale, progetto interamente gratuito, quindi l'esborso finanziario è tutto a carico del Parco del Stelvio, questi campi natura invece richiedono un'iscrizione per l'intera settimana pari a 50 euro. È una cifra piuttosto contenuta che ogni anno ci impegniamo a tenere a questi livelli, proprio perché vogliamo dare questa opportunità ai nostri ragazzi e ai nostri bambini. Va bene, io credo che sei stato veramente esauriente. Io non vedo l'ora allora quindi di sponsorizzare e sperare che qualcuno ci abbia ascoltato anche per quanto riguarda il parco, nel senso che se ci fosse qualche genitore in linea che vuole far fare un'esperienza di natura, un'esperienza anche per ritornare a quelle che sono le tradizioni, ciò che porta avanti poi anche parte dell'economia, della macroeconomia italiana, di appunto iscrivere i ragazzi a queste esperienze. Ringraziamo Dimitri Donati, che è stato molto esauriente, e speriamo che un giorno potrai essere ancora intervistato con novità e con altre iniziative. Molto volentieri, io ringrazio te, ringrazio e ti faccio i complimenti per la trasmissione che conduci e ti ringrazio di cuore per l'opportunità che mi hai dato. Ripeto, far conoscere queste iniziative è per me fondamentale, perché più allarghiamo i nostri orizzonti, più abbiamo opportunità anche di continuare, di fare qualcosa di positivo per il nostro territorio. Per cui davvero grazie mille. Certo. Ok, un saluto a Dimitri e intanto noi proseguiamo per ancora un minuto, dato che abbiamo pochissimo tempo, e in questo minuto vorrei ricordarvi che noi organizzeremo anche un volantinaggio nazionale fuori da tutte le scuole, perché l'arruolamento è importante e soprattutto in questo periodo dove molti giovani, pur tutto quello che abbiamo passato, si stanno avvicinando sempre di più. È meno faticoso adesso trovare i ragazzi, quindi andiamo noi a prenderli fuori dalle scuole, andiamo con i volantini, perché la nostra è una giusta causa, alla faccia invece dei rossi che propongono iniziative squallide pur di accaparrarsi qualche cervello. In secondo luogo appoggeremo tutte le iniziative federali che riguardano il reperimento di materiale scolastico da mandare alle zone alluvionate, e vi ricordo in ultimo di seguirci sulla pagina Facebook MSP Studenti Padani e anche su Studenti Lombardi su Twitter, per farci ovviamente conoscere. Un saluto a tutti da Andrea Zanelli e buon proseguimento di serata. Avete ascoltato Giovani Padani. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Adesso su tutta la nostra produzione, saldi